Sicuramente dobbiamo pensare ad una metamorfosi del commercio, che non significa la scomparsa del commercio tradizionale, ma la sua trasformazione per rispondere alle nuove traiettorie dettate sia dai consumi della nostra clientela che dal territorio. Quindi un saldo tra cessazione e aperture di nuovi servizi che compensa il comparto, un comparto che è in metamorfosi vera e propria. Le ragioni sono tante, dai passaggi generazionali conclusi, abbiamo detto, a un passaggio dal negozio fisico a quello digitale, anche ad una perdita di attrattività di alcune realtà territoriali per un calo demografico diffuso, mi riferisco a piccoli paesi e anche ad alcuni quartieri delle nostre principali città e del capoluogo. E poi anche ad una perdita, se vogliamo, di potere d'acquisto di alcune fasce di clientela che cercano per alcuni prodotti una spesa più contenuta. Alcuni settori sono più vulnerabili di altri, per esempio le edicole, perché ci sono molti abbonamenti digitali, alcuni negozi di arredamento piuttosto che piccole ferramenta che possono trovare la risposta nella nuova localizzazione in contesti ad hoc, che hanno comunque portato nel nostro territorio, nell'hinterland delle grandi città di Treviso e anche nel capoluogo, di grandi insegne. Lo abbiamo visto, abbiamo fatto alcuni esempi, il polo di Silea piuttosto che il polo vicino all'aeroporto ne sono un esempio.